Il trittico Sultana è il peccato originale che dà il secondo titolo alla mostra e gli dà anche un senso più profondo, nel senso che rappresenta come monumento, come simbolo visibile da chiunque attraversi la Sardegna, il simbolo delle ciminiere, rappresenta uno degli errori commessi in passato madornali dal punto di vista della gestione del paesaggio, oltre che sociale e politico, che oggi probabilmente rischiamo di ripetere con altre forme. Bitti ha avuto uno sviluppo tumultuoso negli anni del suo benessere economico, in realtà pochi decenni fa. Un sviluppo tumultuoso a livello architettonico che ha coinciso con lo sviluppo di un'architettura, di un'estetica che ne è risultata abbastanza discutibile, secondo i canoni classici dell'estetica. Il mio amico architetto Pier Giorgio Bandino definisce questa crescita secondo un gotico contemporaneo bittese che appartiene in realtà a tanti paesi del centro Sardegna. Gotico nel senso che è cresciuto non senza una norma, senza una regola, basato solo sulla pratica, sulla funzionalità, su un certo pragmatismo di fondo dei suoi abitanti, che hanno fatto in realtà ciò che hanno potuto, ciò che hanno voluto in ogni circostanza. Una cosa che colpisce i forestieri che raggiungono Bitti anche in questi giorni è il cimitero che li accoglie all'ingresso. Li colpisce per le dimensioni. Abbiamo due paesi noi, un paese dei vivi e un paese dei morti, per dimensioni quasi analoghe. Rappresenta in questo caso non la fine di un circuito, il termine cronologico di questa mostra, rappresenta piuttosto un termine di paragone, il cimitero, rispetto al paese vivo. Ciò che salta più all'occhio, ciò che ho voluto rappresentare in questa fotografia è una sorta di città ideale rinascimentale, costruita secondo delle prospettive, delle linee guida che lo rendono ordinato, un posto più ordinato di questo territorio.